È una cifra pesante, oltre 2 milioni e mezzo di euro. Il comune di Sestri Levante è già al lavoro per impostare un provvedimento finanziario che consenta di spalmare il rimborso in 3 annualità, sempre che venga confermato, visto che l'amministrazione intende ricorrere in appello contro la sentenza dei giorni scorsi. Per il momento sono state accantonate solo 2 tranche di soldi per un totale di 450.000 euro. L'aspetto rilevante anche di questa sentenza è che sancisce l'esito della transazione che l'amministrazione di allora nel 2000 fece con la famiglia, cioè sancisce la piena proprietà delle aree da parte del comune, e questo consente un accrescimento patrimoniale che sicuramente può avere una funzione nell'ambito di questo percorso per minimizzare gli impatti sul bilancio. La questione degli indennizi per l'area del depuratore di Portobello, con la sentenza di primo grado arrivata dopo quasi 40 anni, accende la querela politica in città. Il consigliere di minoranza Marco Conti dice che il tema era noto e già portato in consiglio comunale all'inizio dell'anno. In quanto eravamo entrati in possesso della perizia del CTU del Tribunale, che di fatto stabiliva che l'indennizzo a favore dei proprietari delle aree dove è stato all'epoca costruito il depuratore indicativamente era tra i 2,5 e i 2,7, quindi non è nulla di nuovo sotto il sole, ce lo aspettavamo, tant'è vero che noi in Consiglio Comunale avevamo sollecitato a trovare una soluzione o comunque a valutare anche le risorse che sono disponibili, perché una cifra così rischia veramente di mandare in grosse difficoltà finanziarie gli equilibri di bilancio del Comune. È ancora presto invece per parlare del futuro dell'area una volta che sarà liberata dal depuratore. Per il sindaco Ghio dovrà sorgere qualcosa di compatibile con la bellezza del luogo. Dal canto suo Conti promette di vigilare affinché in sede di trattativa con la proprietà non si concedano insediamenti o quant'altro.